Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Gentili signore e signori, buongiorno, 11:07 in questo momento di giovedì 28 gennaio, prima edizione di Linea Diretta, già collegato con noi da Udine Guido De Michelis. Parleremo tra poco di queste importanti iniziative legate all'associazione 50 e più per quanto riguarda la provincia di Udine. Buongiorno De Michelis. Buongiorno a te caro Omar e a tutti i nostri telespettatori. Bene, rimani un attimo lì perché parleremo tra poco con te. Prima, come sempre, le ultimissime con il nostro treno dei servizi. Quest'oggi è un po' più corto, allora diciamo così la littorina dei servizi. Restate con noi. Una ventina di immigrati irregolari, afghani e pakistani, rintracciati e fermati questa mattina all'alba lungo la strada regionale 56 all'altezza dell'incrocio semaforico di Villanova degli Udine, in comune di San Giovanni a Natisone. Sono stati fatti scendere da un camion o da due furgoni nel piazzale poco distante dal luogo del rintraccio. Poi, celermente, gli stessi passeur hanno fatto marcia indietro, facendo perdere subito le tracce. Sono stati alcuni automobilisti in transito e le persone residenti in luogo ad allertare le forze dell'ordine attraverso il numero unico di emergenza 112. In pochi minuti diverse pattuglie della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza sono giunte sul posto. Dopo le pratiche di rito, gli immigrati irregolari sono stati trasferiti a Udine all'interno della Cava Arzerani per i tamponi e successivo trasferimento in una struttura adibita al periodo della quarantena obbligatoria. Non si segnala la presenza di minori non accompagnati tra il gruppo. Sotto osservazione anche le immagini di videosorveglianza presenti nella zona per risalire alle eventuali targhe e furgoni condotti dai passeur. Governatore, in questo convegno organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia sulle prospettive per il 2025, lei ha indicato gli ancoraggi dello sviluppo nel medio periodo per il futuro. Sì, io credo che, come ho sempre detto, dobbiamo fare una fotografia del nostro territorio e capire da questa fotografia quali sono le grandi opportunità che possiamo sviluppare e far crescere. Non c'è dubbio che dobbiamo partire dalla parte logistica, dove con il porto di Trieste, ma penso all'interporto di Trieste, quello di Cervignano, quello di Gorizia, quello di Pordenone, penso agli interporti austriaci, quello appunto ungherese, di tutto il centro Europa, possiamo diventare veramente una piattaforma logistica a livello mondiale importantissima. Trieste su questo ha dimostrato, e tutto il Friuli Venezia Giulia, che può andare e deve andare in quella direzione. Dall'altra parte, invece, la parte innovazione, anche in questo caso grandi realtà di ricerca presenti sul nostro territorio che devono svilupparsi sempre di più in impresa e lavoro. Su questo noi stiamo lavorando anche con la fondazione insieme ad Area Science Park e spero che questo percorso, che ovviamente non è un percorso che si sviluppa e si conclude in un giorno, ma un discorso che dà una prospettiva. Penso che stiamo costruendo e cercando con il massimo impegno di costruire una prospettiva per la Regione che guardi al di là di elezioni o di tornate elettorali, ma possa guardare a un futuro che possa avere delle basi solide. Il costo di formazione soprattutto. E dopo il nostro treno dei servizi, quest'oggi più in versione littorina, come si dice in questi casi, prima di parlare con l'ospite sono riprese questa mattina le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Pende la bilancia verso un Conte Ter, ma secondo rumors che stanno giungendo da Roma e con le famose nottate in bianco nella capitale potrebbero sbucare nomi a sorpresa o con maggioranze, come si dice, ad assetto variabile. Una volta c'era l'assetto variabile per quanto riguarda anche il canottaggio e via dicendo, poi il 2 con, il 2 senza, insomma, sport olimpici un po', no Guido? Un po' abbandonati dal CIO, però diciamo sempre di voga in Italia, perché da noi si cambia ma non si fa nulla, no? Questa è la realtà. È vero, cambiare per non cambiare, questo è un po' uno slogan che ci trova tra i primi in assoluto al mondo.
Certo. Questo è Senti, verità. parliamo invece di cose serie, parliamo dell'associazione 50 e più, come è nata e di che cosa si occupa principalmente. Allora, innanzitutto dobbiamo fare una presentazione che la 50 e più nasce da una costola della Confcommercio, sono ovviamente associabili tutte quelle persone che abbiano, come lo dice la sigla, 50 e più, abbiano compiuto 50 anni e quindi possono aderire alla nostra associazione, che è sì un'associazione che riguarda un po' gli anziani pensionati, ma che riguarda anche coloro che sono entrati in quella fascia di età in cui bisogna cominciare a pensare anche al proprio futuro. A livello nazionale ovviamente siamo presenti in tutte le province, sono circa 340.000 i soci complessivi. Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, che è un po' il bacino che noi seguiamo, sono circa 8.000 i nostri soci, 2.600 nella sola provincia di Udine, di cui ovviamente mi onoro di essere il presidente ormai già da 2 anni. Certo. Le attività prevalentemente ovviamente sono non solo quelle ludiche o quelle di gruppo associativo o di gite o di incontri, ma ultimamente, visto anche la pandemia, quindi il Covid, siamo molto impegnati attraverso una sigla che è quella del CAPLA, CUPLA a livello nazionale, CAPLA, che è il coordinamento di tutte le associazioni dei pensionati dei lavoratori autonomi, quindi artigianato, commercio e agricoltura. È qui che stiamo in questo momento portando avanti alcune tematiche particolari che riguardano ovviamente il mondo degli anziani, perché abbiamo riscontrato, e tu ogni giorno ne fai ovviamente un'ottima cronaca, che il maggior numero dei decessi per quanto riguarda ovviamente questa pandemia e quindi il Covid-19 sono dovuti a dei soggetti che hanno un'età oltre i 75 anni. Quindi questo ovviamente ci preoccupa in modo particolare, ed è qui che noi stiamo lavorando assieme ovviamente all'assessorato alle politiche sociali, alla sanità, guidato e diretto dal vice governatore, dall'assessore Riccardi, con le strutture per fare in modo tale che non solo nell'immediato futuro, ma anche negli anni che ci aspettano, ci sia una riforma e uno stato dell'arte adeguato a quelle che sono effettivamente le necessità. Quindi una diciamo così mappatura di quello che è avvenuto negli ultimi 3 anni, in particolare nelle case di riposo e nelle RSA, tema ovviamente non semplice, non facile, e quindi come puoi capire, come capiranno anche i nostri ascoltatori, il tema va ovviamente dalla parte ludica e quindi dal divertimento, dalla gita, a quello che invece è oggi come oggi un problema estremamente importante, perché ovviamente noi verifichiamo che molti dei nostri associati, dei nostri pensionati hanno delle indennità economiche, quindi di pensione relativamente molto contenute, per cui è chiaro che i servizi sociali sono fondamentali, e in questo si lega un po' tutto il rapporto della sanità nel modo diciamo un po' più complessivo. Senti Guido, mi ero dimenticato di farti la domanda chiara: quanti sono gli associati all'interno dei 50 e più? Ecco, l'avevo accennato prima, ho dato un dato di carattere nazionale che sono 340.000, quello regionale Friuli Venezia Giulia 8.000, quello che riguarda la provincia di Udine, che è un po' quella più grande, 2.600 soci che aderiscono al nostro, quindi è un bicchiere che io considero non mezzo pieno, ma completamente pieno, anche perché tante sono le figure dei nostri associati. Dobbiamo considerare che partiamo dai soggetti dai 55 anni e arrivano anche fino a oltre 90, quindi è un impegno non semplice, non facile, ed è quello ovviamente di cercare di portare all'attenzione le problematiche di tutta questa grande fascia di soci. Certo. Senti, l'associazione è sviluppata solo su sezioni provinciali o esiste anche quella regionale? Allora, esiste ovviamente un consiglio direttivo nazionale con una sua giunta, di cui devo accennare perché lo notavo poco momenti fa nell'incontro di ieri proprio a Trieste. Il nostro presidente è anche il presidente di Confcommercio, e quindi dobbiamo dire che Carlo Maria Sangalli non è solo il presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia, ma anche della 50 e più, è diventato
nel 2019, quindi da un anno e mezzo, e assieme a lui ovviamente anche il rinnovo di tutte le province, tutte 103 le province in Italia sono presenti. Noi abbiamo ovviamente il nostro ufficio provinciale a Udine, presso la sede nostra che è in Viale Duodo al numero 5, nell'ex palazzina di Confcommercio, ma abbiamo sedi operative anche a Tolmezzo, a Lignano, con recapiti a San Daniele, a Codroe, a Cividano, un po' in tutte quelle che sono i mandamenti. Ovviamente all'interno della nostra struttura 50 e più si fa chiaramente non solo un'attività dal punto di vista associativo per quanto riguarda gli anziani, ma anche di attività di patronato e di CAF, che sono un po' i punti importanti e sono i contatti che noi abbiamo ovviamente con la base associativa, che nei momenti più importanti vengono a chiedere non solo delle prestazioni e dei servizi, ma anche dei consigli, e questo un po' è il compito che noi ci poniamo come obiettivo principale. Possiamo dire si iscrive associazione di categoria, ma alla fine è un sindacato vero e proprio per quanto riguarda gli imprenditori, come hai detto tu, partite IVA, lavoratori autonomi collegati al commercio, all'artigianato e al mondo dell'agricoltura. Ecco, diciamo che ogni associazione, la Confcommercio ha la sua sede, il suo direttivo, poi c'è la Confartigianato, c'è la CNA, la Coldiretti nel ma lo sai meglio di me che suona male. Quando parli di sindacato per l'impresa sembra diciamo che impropriamente noi facciamo attività che può rientrare nel settore sindacale, ma non siamo un sindacato vero e proprio. Noi siamo un'associazione che tutela ovviamente i propri associati, certo, e quindi è chiaro che questo può succedere che ovviamente ci siano anche delle condizioni un po' particolari ovviamente. Mm-hmm. Senti, che all'interno del vostro gruppo ci sono anche i cosiddetti, diciamo così, responsabili, visto che va tanto di moda questo termine, nel senso gente che stufa di veder chiusa la propria attività e si è, come si dice, ha voluto bypassare le leggi e DPCM in corso aprendo tranquillamente la propria attività. Beh, ovviamente c'è di tutto e c'è di più. È chiaro che noi abbiamo tra i nostri iscritti anche persone che continuano a alzare tutte le mattine la saracinesca delle loro attività o loro attraverso i loro figli, e quindi chiaramente in questo momento c'è una grossa difficoltà, e lo notiamo anche noi proprio nella difficoltà del contatto quotidiano. Quindi questo ci dà una seria preoccupazione, ma cerchiamo ovviamente di tenere vicino, e non guastano in questo momento le firme, i referendum, le richieste per la tutela e per avere questi indennizzi che sono fondamentali in un momento di crisi come quello che sta attraversando tutto il mondo del commercio, ma in particolare anche di una buona fascia dei nostri iscritti. Questo indubbiamente è il problema più importante, certo, che oggi noi ci troviamo a dover affrontare, al di là, ripeto, di quello che è la salute, che è un altro bene fondamentale, altrettanto a quello ovviamente economico. Sono due cose che vanno di pari passo. Onestamente, come la vedi per il proseguio? Nel senso, per fare una battuta delle mie, è passata la nottata oppure la luce in fondo al tunnel non solo non si vede, ma non è ancora stata accesa? Allora, guarda, con un po' di ottimismo dobbiamo dire che questa seconda ondata di pandemia in alcune zone se ne sta parlando della terza. Noi speriamo molto, ovviamente, molti dei nostri soci sono convinti che il vaccino sia una soluzione. Dire che intravediamo la luce in fondo al tunnel è ancora un po' prematuro. Noi siamo però fiduciosi e continuiamo ovviamente ad avere contatti quotidiani con tutti i nostri soci, lavoriamo molto online, e quindi sia dalla nostra sede centrale di Roma ma anche da Udine cerchiamo di tenere un contatto quotidiano con tutti i nostri soci, perché so che parlare, sentirsi, confrontare è un grosso aiuto anche per le persone più deboli e in questo momento coloro che hanno maggiore difficoltà a trovarsi o a ritrovarsi in questo momento davvero così difficilissimo, che credo mai nessuno di noi abbia affrontato, se non coloro che sfortunatamente, ma sono molto anziani, hanno vissuto il periodo della seconda guerra mondiale.
Chiaro. Senti, per concludere, domanda inversa, e da parte delle istituzioni, cioè da chi è nella stanza dei bottoni, secondo te idee chiare ci sono, ma non si può fare per vari motivi, oppure ci si arrampica sugli specchi, solo che al momento non si sentono i rumori? Guarda, questo è un tema molto importante. Io nella mia attività, non solo giornalistica, non solo ovviamente sportiva, ho fatto il funzionario proprio all'interno di queste associazioni, quindi le conosco molto bene e so che in questo momento l'attività è frenetica, però è chiaro che l'interlocutore in questo momento, e come tu ben sai, manca, perché il governo in questo momento è attivo solo per le cose di grandi Dobbiamo necessità. essere onesti, guarda, anche prima non è che non è cambiata tanta la minestra, Non è cambiato adesso, diciamo molto. così, se adesso svolge solo la prassi, no? Come si dice in questi casi, fino le al funzioni nuovo fondamentali, inquilino, certo. prima mi sembra che non è che ci fosse tanto collegamento audio-video, insomma. No, sicuramente le difficoltà ci sono emerse, il nostro presidente Sangalli lo ha più volte detto, e il 2 ottobre anche alla nostra festa dei nonni era qui presente a Udine, ha fatto un discorso molto importante, e da quella volta però purtroppo le cose non sono cambiate, anzi sono peggiorate. Queste fasce gialle, arancioni o rosse addirittura ci mettono in grossa difficoltà. Ci auguriamo tutti che con il buon ragionamento e con non solo con il desiderio, ma anche con la cautela e con le precauzioni che sono d'obbligo, mascherine e quant'altro, veramente il 2021 possa essere significativo di quello che noi vorremmo, ritrovare la serenità e la possibilità di vivere serenamente la terza età, anche questa quarta, che grazie a Dio ormai ci vede molti ultra novantenni e qualcuno raggiungerà anche l'obiettivo del secolo. Bene, io ringrazio Guido De Michelis, presidente dell'associazione 50 e più, collegata, come detto, al mondo imprenditoriale, per la precisione commercio, artigianato e agricoltura, per questa, diciamo così, visione, no? Questa panoramica di quello che sta accadendo, quello che è accaduto, e soprattutto si spera in migliori notizie e con il sole sempre splendente allo zenith, come si dice in questi casi. Ce lo auguriamo di cuore tutti, grazie per questa tua disponibilità, e quando ci sarà bisogno per qualche indicazione per quelle che sono le novità noi ci siamo. Buona giornata a te. Siamo sempre qua a disposizione, insomma. Benissimo. Grazie mille. Grazie a Guido De Michelis, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Noi torniamo intorno alle 14 con la seconda edizione live. Vi anticipo che avremo anche una terza edizione live nel corso della giornata, per l'edizione della sera intorno alle 19:30, 19:15, 19:30, minuto più, minuto meno, con chiaramente aggiornamenti, ospiti e tutto quello che è accaduto, insomma, in Friuli, Venezia Giulia e non solo. Se ci saranno novità chiaramente da Roma ve le daremo quasi in tempo reale. Come si dice da queste parti, mandi e alla prossima. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy.